Devo fare in fretta perché adesso tocca a me, lo diceva, se lo ripeteva Paolo Borsellino. Era certo che sarebbe accaduto. Aveva anche chiesto che venisse messo in sicurezza il piazzale che si trova nei pressi dell'abitazione della madre di Via D'Amelio, in cui le auto parcheggiano. Rimase lettera morta quell'istanza. Sono le 16:58 del 19 luglio del 92 in Via D'Amelio a Palermo, una strada piena di macchine parcheggiate, salta in aria una Fiat 126 imbottita di 90 kg di Semtex H, l'equivalente di 900 kg di tritolo, ed è una strage. A morire è il procuratore aggiunto Paolo Borsellino, gli uomini della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Di Cosina e Claudio Traia. L'unico sopravvissuto Antonino Vullo, decine i feriti. Quegli istanti segnano una delle pagine più tristi della storia d'Italia e del mondo intero, una di quelle più sconfortanti per la gente onesta, conclamano una sconfitta assoluta dello Stato, spengono le speranze di quanti avevano creduto che un riscatto della giustizia terrena, della rettitudine umana sulla sopraffazione e sul malaffare potessero riequilibrare le sorti di una società ammalata. E invece no, la criminalità organizzata decretava ancora una volta la sua vittoria, con un'azione plateale, maledettamente plateale. Quelle immagini rimarranno fissate dentro gli occhi di Antonino Vullo, unico sopravvissuto alla strage, scolpite su pupille e retina a fare da filtro a tutto il dispiegarsi della sua vita futura. Arrivando, notammo che c'erano troppe auto parcheggiate dove non potevano stare, racconta. Poi ho sentito un'ondata di calore infernale, il boato, l'auto in fiamme, buio, fumo. Non capisce cosa sia accaduto, o meglio lo comprende bene ma è scioccato, sbigottito, girovaga, calpesta qualcosa che si accorge essere il piede di uno dei colleghi della scorta deceduti. Attimi di terrore, smarrimento, un dolore lancinante che raggiunge l'anima, la squarcia e che, dichiara Vullo all'ADN Kronos, non sarebbe più passato. Oggi si ricorda Paolo Borsellino che insieme a Giovanni Falcone continua a vivere, aleggia ovunque ci sia voglia di giustizia e riscatto. Si eleva a faro di quanti credono che una società equa e giusta possa ancora esistere e come un'ombra apre squarci di luce su nebulosità e connivenze, su quelle che sono state definite le stragi di Stato. E proprio nei giorni scorsi un audio desecretato testimonia altri inquietanti particolari sulla gestione della scorta di sicurezza. Raccontava Paolo Borsellino: io sistematicamente il pomeriggio mi reco in ufficio con la mia automobile e ritorno a casa alle 21 o alle 22. Magari con ciò riacquisto la mia libertà utilizzando la mia automobile, però non capisco che senso abbia farmi perdere la libertà la mattina per essere poi libero di essere ucciso la sera. Un'altra allarmante zona buia della storia italiana.